Si è svolta a un centinaio di metri dal petrolchimico di Porto Marghera, a 40 anni dal suo omicidio, la cerimonia di commemorazione in onore di Giuseppe Tagliercio, dirigente dello stabilimento petrolchimico della Mount Edison, ucciso dalle Brigate Rosse il 5 luglio 1981 dopo 46 giorni di prigionia. L'ingegnere fu ritrovato in questo posto, dove oggi vi è un cippo in sua memoria, nel bagagliaio di una Fiat 128 azzurra con il corpo crivellato da 17 colpi. Il figlio di Tagliercio, Cesare, arrivato con sua figlia Laura, ha voluto rivolgere un pensiero ai giovani. Spero che ricordare quei fatti spinga i giovani di oggi a informarsi e a capire cosa sia stata l'Italia di quegli anni e a prendere coscienza che i valori di democrazia, convivenza civile non devono essere mai dati per scontati, ma sempre difesi. Auspico che i giovani meno coinvolti emotivamente e ideologicamente si informino e magari alcuni di loro studino a livello accademico quel periodo storico per cercare di creare quegli anticorpi necessari ad evitare che eventi tragici come quello che è capitato alla mia famiglia possano verificarsi ancora. Alla cerimonia sono intervenute le istituzioni regionali e locali, oltre ad alcuni rappresentanti del gruppo della San Vincenzo del petrolchimico, di cui Tagliercio fu presidente. L'ingegner Tagliercio fu la terza vittima per mano del terrorismo rosso nella città veneta, dopo Sergio Gori e Alfredo Albanese. Perché il nostro impegno delle istituzioni è quello di ricordare e fare in modo che le nostre generazioni sappiano quello che è successo.